amici sportivi, in particolare gli amici Telearena che si occupano e si interessano di calcio femminile, buon pomeriggio, ben trovati a questa partita molto importante, la partita del turno di campionato 21esimo per quanto riguarda la Serie A femminile di calcio. La partita è non la partita del turno più importante, ma è la partita probabilmente più importante del campionato. Di fronte le prime della classe, il Verona AGSM, Verona Calcio Femminile, che comanda con 52 punti, e contro la seconda in classifica, il Brescia, che di punti ne ha 48. Marchitelli tra i pali, quindi 1, 2 Nasuti, 3 Dadda, 4 Carlson, 5 Linari, 6 Rosucci, 7 Cernoia, 8 Alborghetti, 9 Sabatino, 10 Girelli, 11 Tarenzi. Verona si presenta purtroppo senza Cecilia Salvai, influenzata ma in panchina, e affronta il Brescia con 4 punti di vantaggio con questa formazione: Ekström, Squizzato, Ledri, Carissimi, Marconi di Criscio, Bonetti, Gabbiadini, Panico, Fuselli, Sipos, mettendo un po' di pressione le bresciane che finora ci hanno fatto soffrire almeno 3 circostanze. Sipos con il sinistro sul Marchitelli, che con i pugni caccia via il pallone dall'area di rigore, lo riprende però bene Gabbiadini, palla ancora in mezzo sul dischetto, Sipos indietro per Bonetti, prova il destro di Bonetti ed è il gol! Tatiana Bonetti, minuto 27:36. Spazio alla regia, ci vediamo per il secondo tempo. Peggiore in campo, lo ricordiamo, il direttore di gara, signor Enrico Maggio. Di Lodi, regia. Partito il secondo tempo di questo AGSM Verona Brescia, siamo però in territorio bresciano. Tanto a terra Cristiana Girelli, parte la Rosucci, traversone in area di rigore, il gol del pareggio della Terenzi. Il gol del pareggio della Terenzi, boato al club azzurri di Brescia. Attenzione alla di rigore, Tarenzi indietro per la giovanissima, mamma mia, 2-1. Stefania Tarenzi indietro, il traversone in mezzo all'area di rigore. Stefania Ekström, non è finita, Cernoia, è strano della rete, calcio d'angolo. Questo buon vantaggio, noi ci eravamo piuttosto cullati su questo vantaggio di testa. 3-1, il gol dell'ex più ex dell'ex, Cristiana Girelli, minuto 18. Sabatino, palla ancora per Sabatino, rigore, atterrato la Di Criscio, espulso a Federica Di Criscio. Dal dischetto va per la possibile doppietta personale, grande rivincita dell'ex di turno, Cristiana Girelli. Parte la Girelli e il gol del 4-1, sepolta Verona. 4-1, Verona sepolto. 4 gol in 20 minuti sono una batosta spaventosa. Dobbiamo cercare ovviamente motivi di consolazione in questo 4-1. Eccola qua, Patrizia, Bonetti, Gelmetti, Patrizia. 46-31. Patrizia Panico. Ecco la ricetta di Ludovica Purgato, semplice, banale, ma è quella. Vincerle fino alla fine, c'è ancora un punto di vantaggio e da qui alla fine sarà dura sia per il Verona che per il Brescia. L'applauso del pubblico veronese alle ragazze che hanno perso, ma ovviamente con onore, questa partita. Noi ci risentiamo per un altro appuntamento con il calcio femminile, intanto linea alla regia.